Ciao tifosi azzurri, se amate il Napoli con tutto il cuore lasciate un like a questo video così potrete rimanere sempre aggiornati sulle principali novità del Napoli. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ripreso contatti nelle ultime ore per valutare la possibilità di ingaggiare Christophe Galtier, a causa dell'inesperto inizio di stagione della squadra campione italiana. Questo non è il primo interesse del Napoli per Galtier, essendo stato cercato durante il suo periodo al Lille e anche l'estate scorsa, prima di rescindere il contratto con il PSG. L'interesse di De Laurentiis per Galtier non è recente, poiché il tecnico è stato monitorato dal numero 1 del club partenopeo per diversi anni. Ora, con l'inizio complicato di Rudi Garcia all'Olympique de Marseille, il presidente del Napoli ha ripreso i contatti anche con Galtier, attualmente allenatore del Marsiglia. L'ex allenatore del PSG ha dimostrato una grande disponibilità a tornare ad allenare ed è ora considerato un'opzione anche per l'Olympique de Marseille. Ti chiedo di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale in modo che YouTube possa avvisarti dei prossimi video. Grazie. Continua. Tuttavia, al momento, i colloqui con il Napoli sono solo esplorativi e Rudi Garcia avrà 4 partite per cercare di correggere ciò che non funziona al Marsiglia. Il destino di Galtier, molto ambito da entrambe le squadre, non è ancora definito, ma la sua esperienza e il suo storico di successi come allenatore lo rendono un obiettivo molto desiderato per entrambe le squadre. Rimarremo vigili sulle prossime evoluzioni di questa storia, poiché il futuro di Galtier e un possibile trasferimento al Napoli o all'Olympique de Marseille sono ancora lontani dall'essere decisi in questo momento. Dimmi tifoso del Napoli, pensi che il Napoli debba cambiare allenatore? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti, perché è molto importante per il Napoli. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale. Al prossimo video.